Immaginare costa niente. Sognare costa niente. Non è che voi alla sera siete come il jukebox, mettete i soldi, poi sognate cosa hai sognato la mattina, perché quanto hai messo. No, immaginare e sognare è gratuito, però crea ricchezza. Un anticipatore di battaglie politiche e culturali, un provocatore in un'Italia dai tanti tabù, come quello della malattia. Anche la sua, l'amiloidosi, l'ha svelata in un'intervista shock lo scorso agosto senza censure. Il fotografo milanese Oliviero Toscani è morto all'età di 82 anni all'ospedale di Cecina, dove si trovava da venerdì per l'aggravarsi delle sue condizioni. In mattinata sulla pagina Facebook ufficiale dello studio Toscani l'annuncio della famiglia, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Irriverente, visionario, un rivoluzionario della comunicazione che attraverso il suo obiettivo ha ritratto dei grandissimi, da Andy Warhol a Mohamed Ali, da Sofia Loren alle top model degli anni 90. Nel 1982 l'inizio del lungo sodalizio con la famiglia Benetton, e proprio di Benetton è uno dei primi messaggi di cordoglio: per spiegare certe cose le parole non bastano, ce l'hai insegnato tu, e allora preferiamo salutarti con un'immagine che hai scattato per noi tanti anni fa, nel 1989. Ciao Oliviero, continua a sognare. La campagna contro il razzismo, pelli di ogni colore una accanto all'altra, ma anche il malato di AIDS circondato dai suoi parenti, il bacio tra il prete e la suora, i preservativi colorati, la lotta all'omofobia, il pacifismo col palestinese e l'israeliano che si abbracciano, o la maglietta insanguinata di un soldato ucciso nei Balcani. Nel 2000 sono le foto dei condannati americani nel braccio della morte a incrinare i rapporti col gruppo di Ponzano, che interrompe la collaborazione. Controverso il legame col Veneto. Nel 2015 alla Zanzara Toscani lo definisce un popolo di ubriaconi. Benedetto de Dio, che è atavicamente da ubriachi, un accento da alcolizzati. Apriti cielo, la regione minaccia querela e lui si scusa con una lettera in cui di fatto conferma e rincara. A denunciarlo alla fine sono 4 cittadini. In Cassazione nel 2016 la definitiva assoluzione. Dovreste ringraziarmi, scherza poi, vi ho sdoganato. La Lega, se avesse un po' di humor, purtroppo non ce l'ha, se avesse un po' di humor mi darebbe la cittadinanza onoraria. Parole che pronuncia a Fabbrica nel 2018, il Centro Internazionale per le Arti e la Ricerca della Comunicazione, nato a Villorba dall'immaginazione sua e di Patron Luciano. Ma nel 2020 è un brutto scivolone del fotografo sulla tragedia del Ponte Morandi a mettere fine al sodalizio. Controverso il personaggio, controverse le reazioni alla sua morte, ma restano centinaia i messaggi di cordoglio, a cominciare dal presidente del Veneto, Luca Zaia. Rendiamo onore, scrive, a una persona geniale, riconoscendone la grande intelligenza come fa un altro leghista, il padovano Roberto Marcato. Con lui ho avuto accesi scambi dialettici, ma ho sempre apprezzato la sua straordinaria vivacità intellettuale e la sua capacità di provocare. È stato sicuramente un rivoluzionario. Fa buon viaggio.